È sempre forte, no? O non è sempre, sta sempre qua, no? E torniamo, no? Conte ha risolto tutto, quindi. Conte ha risolto, non abbiamo visto i problemi. Per restare Conte a Napoli vuol dire che in Napoli ci crede ancora. E ce la faremo, ce la faremo! Ce la faremo! Ce la faremo! Siamo i più forti! Bologna è dimenticata, Bologna adesso, come... Sì, dimenticatissima. Forza Napoli! Quanto ti sei divertito oggi? Tantissimo, no? Tantissimo, penso. Vai, un Forza Napoli, vai. Forza Napoli. Grande, grande, buonasera, buonasera. Diciamo a tutti Sì, che Conte non è andato a Torino una settimana, è andato a Pietralcina. a Pietralcina. Sì. O a Lourdes. O a Lourdes, ha cambiato tutto, dai. Ha cambiato tutto. Ma ci ha fatto Qual è stato il piacere segreto di Neres- questa serata? Di Neres e Lang, secondo me gli è entrato nella testa a loro. Ok. Che stasera ci sono serviti un'importante maturazione proprio dei ragazzi. Tutte quelle sostituzioni, anche Mazzocchi, può essere un messaggio al gruppo? Io Giochiamo credo in tutti, voi, ci in siamo tutti, esatto. Perfetto, hai ragione, ci siamo tutti. Ok. Ciao. Grazie mille, grazie, grazie. Un Forza Napoli, vai. Forza Napoli. Forza Napoli, anche voi, fortissimo. Forza Napoli. Grazie, grazie mille, grazie mille. Andiamo a pizzicare altri commenti. Vuoi dire qualcosa su questo Napoli? Sì. Questo Napoli lo può vincere lo scudetto nonostante le difficoltà. O aspettiamo un altro pochino? Aspettiamo. Aspettiamo, grazie, grazie. Prima di sbilanciarci aspettiamo, noi andiamo a pescare altri commenti. Un commento su questo Napoli, ciao? Vieni, anche qui, vieni. Forza Napoli. Allora, quanto ti è piaciuto questo Napoli? 10. 10, questo nuovo modulo ti ha convinto Sì, in mi ha attacco, convinto. davanti? Sì, secondo me Conte ha fatto la miglior cosa a mettere a Neres e Lang, perché questi giocatori non si possono proprio tenere fuori. Infatti si è vista la differenza con il modulo e con i nuovi giocatori. Alcuni giocatori erano pure stanchi, quindi Quindi ha fatto finalmente molto- energie fresche, finalmente giocatori offensivi e quindi alla fine ha trovato la quadra. Dimenticato a Bologna, dimenticato tutto quello che è successo secondo te? Beh, Bologna è sempre una gran sconfitta, però sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, si riparte come meglio non si poteva, grazie. Forza Napoli. Grazie mille, grazie mille. Vieni, un commento su questo Napoli, vieni, dimmi. Vuole dire qualcosa? Vieni, sei il benvenuto. Vieni, come ti chiami? Armando. Armando, quanto ti è piaciuto questo Napoli? Tanto. Tantissimo, senti, ma questo Napoli può vincere di nuovo dopo le difficoltà lo scudetto? Sì, però dobbiamo avere sempre pazienza. Ah, bravi questi bimbi, saggi ed equilibrati. Tu invece cosa ci dici di questo Napoli? Che può vincere un altro scudetto, però combattiamo sempre contro l'Inter. Perfetto, martedì arriva un'altra vittoria del Napoli? Sì. Perfetto, grazie mille, sarebbe di fondamentale importanza, grazie mille, noi aspettiamo altri tifosi per comprendere l'euforia, l'emozione e i commenti per una vittoria importantissima, perché è una vittoria che arriva dopo i fatti, vieni se vuoi, dopo i fatti, Forza Napoli. Senti, ma Conte ha risolto tutto quindi? Ancora no. Ancora no, Grande. quindi ci prendiamo un altro pochino di Vediamo tempo. martedì e domenica, Però dai. intanto il segnale è forte, no? Sì, fortissimo. Questo Grande nuovo Neres. attacco Neres Lang. Cosa ne Neres ha fatto una grandissima partita, anche Lang, però dobbiamo migliorare tantissimo perché il secondo tempo abbiamo peccato. Un po' di difficoltà che abbiamo visto anche di recente, però intanto... Lucco possa stare, dai mo che entra Lukaku, dai! Forza Grazie. Un centravanti che trattiene la palla. Aspetti un attimo perché c'era questo piccolo tifoso, la mascotte. Allora, come ti chiami? Gregorio. Gregorio, quanto ti è piaciuto questo Napoli? Mi è piaciuto tanto. Tantissimo. Soprattutto Neres. Soprattutto Neres, diamo a lui il premio di migliore in campo stasera. Sì. Ci sta. Sì. Senti, ma questo Napoli secondo te ha risolto tutti i problemi? Può vincere lo scudetto? Come la vedi? Non lo posso sapere io. Però ci può essere un pizzico di fiducia in più. Ok. Grazie mille, grazie, buonasera. Ecco, abbiamo dato priorità alle nuove leve. Bello, io mi ricordo che quando ero piccolino ero così, come andavo al Collana al Vomero a vedere le partite. Ciro, tutto a posto? Forza Napoli. Allora la canzoncina è andata È bene. andata bene, ha portato è andata fortuna, bene. quindi la dobbiamo ripetere la prossima volta, La prossima volta ogni la pre-partita.
ogni prepartita. Io farei di nuovo la coppia Lang-Neres, però vorrei un centravanti che riesce a mantenere la palla vicino ai piedi e fa salire gli esterni. Perché Lucca però Højlund l'ha fatto un po'. L'ha persa. Ci vuole qualcuno pesante. Sta per arrivare. Cavani, Sta per arrivare Lukaku. Un Higuain, ci vuole un... Ma a favore, ci vuole uno che piglia la palla a centro e se la trasporta in area avversaria. Ragazzi, l'apriamo. Andiamo. Stasera merita. Vediamo. Ce la facciamo? Vediamo. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo neanche stasera. Vediamo. Non ce la. Aprilo tu. Vediamo. Olè! Mi ha sparato addosso, va bene comunque. Vieni, un commento in diretta su questo Napoli. Allora, cosa ne pensi di questa vittoria? Conte ha risolto i problemi? Come hai visto la difesa, l'attacco? Allora, secondo me Noah Lang ha giocato benissimo, ha fatto una partita clamorosa, infatti è stata la prima partita che Noah Lang l'ha messo al primo minuto. Secondo me se Conte l'avrebbe messo da un pochino prima sarebbe andato già anche meglio le altre partite. Però meglio tardi che mai. Neres Lang, questa nuova coppia convince. Pure l'attacco va benissimo, dai. È un attacco buono, o sbaglio? Assolutamente, lo dimostra il risultato di stasera, i gol degli esterni. Conte ha risolto i problemi interni. Mo vediamo. Però già il risultato già insomma dice parecchio. Conte già questa domenica ha fatto la differenza. Eppure il gioco suo ha fatto la differenza tanto oggi. O sbaglio? Sì, assolutamente. Sì. Diciamo che il post Bologna, tutte le scorie, ci sarà ancora da lavorare, però intanto ha messo una bella pietra sopra. Sono dei momenti grigi anche per gli allenatori. Ci sta, adesso sono umani anche loro, anche un totem come Conte, no? Può un attimo, però come poi abbiamo visto. Io li farei, sono bisticciate, hanno fatto ammutinamento. Lasciamo stare le cose come stanno, qualcosa può succedere. Certo, l'Atalanta voleva venire qua, si voleva ripigliare pure lei, cambiando anche l'allenatore. E noi cambiavamo pure noi l'allenatore, per favore, dopo tutte queste sciocchezze. Ha fatto la differenza oggi, ha cambiato calciatore a seccantissimo, non è di Conte. Conte cambia sempre a ottantissimo. Già visto un spogliatore, ti ha aiutato. Ha inserito pure un pochino tutti, no? Come a dare anche un messaggio, io conto su tutti. Il messaggio di Conte. Conte è bravissimo come allenatore, come allenatore per me è bravo. Tiene il gioco suo. Assolutamente, lo dice la sua storia e il suo curriculum. Ottimo. Roma non fa la stupida stasera che ha pure 3 gol tu hai pigliato. Roma non fa la stupida stasera che ha pure 3 gol tu hai pigliato. Forza ragazzi, forza Napoli sempre. Ciao Ciro! Ciao, allora ci rivediamo nel post partita, nel pre partita avevamo detto alcune cose, adesso in questo posto dopo aver visto questo Napoli anche spumeggiante per certi aspetti, no? Almeno 3 gol importanti. E cosa ci dici? Cosa hai visto di questo Napoli? Un attacco che finalmente torna a pungere, la rete che si torna a gonfiare, dacci un po' una tua rapida panoramica. Ma un tridente che per adesso ha funzionato. Lang, Højlund, Neres. Sono contento per David Neres che ha realizzato una doppietta al Maradona dopo quasi un anno, che il suo ultimo gol è stato il 4 gennaio per 3-0 a Firenze contro la Fiorentina, e lo ricordo pure, si fece tutta la sua metà campo all'Artemio Franchi e fece un bel gol ed espugnò De Gea. Noah Lang, speriamo che Conte abbia capito veramente che questo giocatore deve giocare titolare, che ha fatto una buona prestazione, ha fatto un bel gol, è stato protagonista, ma io il man of the match, fossi me, lo darei a tutta la squadra, ma purtroppo lo deve avere solo una persona. Io credo che il giocatore che lo riceverà è colui che ha realizzato la doppietta, ed è proprio Neres. Intanto, svolta decisiva, godiamoci la vittoria del Maradona. Antonio Conte disse: noi dobbiamo pensare partita dopo partita, dopo quello che è successo a Bologna, quindi adesso le finali sono diminuite, ne sono 6, e poi vedremo
se la svolta vera e propria sarà col Karabag, perché in Champions adesso è obbligatorio fare punti, perché non ci possiamo portare il morto davanti. In che senso? Perché devi recuperare. Tu sei una campione d'Italia, la campione d'Italia come regola minimo deve andare almeno a fare i playoff, almeno a fare gli ottavi di finale, perché il Napoli è una grande squadra e quando ha la mentalità esatta ci riesce. La squadra deve essere gruppo, non deve essere giochiamo singoli, uno deve fare Maradona ad esempio. Però stasera la voglio concludere così, sono divertito, è stata una grande vittoria, perché era da tempo dall'Inter che abbiamo visto un altro 3-1, di solito le partite di Conte sono 1-0, 2-0. Stasera abbiamo visto pure un po' di... Dovevo essere in compagnia stasera di una mia carissima amica, all'ultimo sono rimasto totalmente dispiaciuto, però questa vittoria la dedico alla mia Roberta, ti voglio bene. Vai, grande, c'era qualcuno che voleva intervenire. Buonasera, c'era qualcuno che voleva intervenire, se vuole la benvenuta, buonasera. Allora, eccoci, abbiamo commentato in un modo nel pre-partita, nel post-partita troviamo un po' di sorrisi. È normale. E cos'altro troviamo? Cosa troviamo? Troviamo i sorrisi perché ha dato la soddisfazione, il riscatto di Bologna e le voci durante la settimana che sono state poco convincenti, no? Quindi cos'altro troviamo? Troviamo un primo tempo, un bel primo tempo, un bel gioco, ha espresso anche a tratti un bel gioco, sono arrivati i gol, 3 bei gol, soprattutto quelli di Neres, 2 bei gol e quello di Noah Lang, che avevo detto che Noah Lang e Neres hanno spinto sulle fasce, e quindi così è stato. Il centrocampo un po' più largo, che Lobotka ha avuto un po' più spazio per la manovra. La difesa a 3 solida, quindi va bene così, abbiamo avuto la risposta. Il primo tempo ha giocato bene, il secondo tempo pure, però un poco è calato un pochettino. Vabbè, comunque hanno fatto i gol. L'importante però i 3 punti. Che sia stata portata a casa anche con convinzione, con certezza. Anche Conte che ha saputo ricombattare il gruppo, perché si sapeva che il gruppo si ricombattava. Quindi va bene così, proseguiamo su questa strada, poi ci aspettano altre partite importanti. Il Karabakh martedì, poi a Roma e poi l'Ascoli a Napoli. Grazie mille. Tra stasera e martedì si può tracciare una svolta stagionale nel caso in cui andasse bene anche tra pochi giorni, cioè iniziare una seconda parte di stagione con tutt'altri propositi e magari anche altre convinzioni, no? Alla luce di Noah Lang, Neres e altre comunque certezze che Napoli ha riscoperto stasera anzi, e che man mano potrebbe riscoprire nelle prossime ore. Assolutamente, la vittoria di stasera è una vittoria che ci dà la possibilità di riprendere il cammino, soprattutto in campionato, con la serenità che serviva. Si è parlato soprattutto di serenità ultimamente perché si vedeva che il clima era un po' teso. Secondo me è stato fondamentale il gol di Lang, perché gli ha dato possibilità di prendere anche quella consapevolezza in più, quella consapevolezza che serve a un giocatore del genere per essere più decisivo. E in Champions chiaramente, se riusciamo a portare a casa la vittoria martedì, abbiamo chiaramente tutte le caratteristiche, tutte le carte in regola per portare a casa il risultato. Sicuramente ci mettiamo in una buona posizione anche in Champions per poter andare avanti nel nostro percorso. Quindi sei fiducioso dopo quanto accaduto dopo Bologna-Napoli? Questa vittoria spazza un po' via tutte le insidie, tutti i mugugni e quant'altro ancora? Sì, assolutamente, mi è piaciuto molto il primo tempo, il secondo tempo ha lasciato ancora un po' a desiderare, devo dire, perché comunque abbiamo rischiato, partita che sul 3-0 devi chiudere assolutamente. Il gol dell'Atalanta ha potuto portare comunque quel rischio in più, no? Perché se fosse arrivato un altro gol da parte dell'Atalanta la partita era tesa fino all'ultimo istante, quindi secondo tempo da rivedere un po', sicuramente in settimana Conte avrà modo di capire magari quali sono stati i problemi nella seconda parte di partita, e niente, dobbiamo trovare serenità, consapevolezza, perché siamo una grande squadra e possiamo fare un grandissimo campionato. Ottimo, grazie mille, grazie e buon rientro. Vai, prego. Ci tenevo a salutare tutti quei, chiamiamoli tifosi del Napoli, che hanno avuto il coraggio di dire che De Bruyne fosse un problema per questa squadra. Spero e penso che forse abbiano capito che tifosi non si possono definire, perché criticare un giocatore del genere è solo che una vergogna.
Se l'è legata al dito, se l'è legata al dito e ci teneva a dirlo. Benvenuta Maria Vittoria, chi è la nipotina? La nipotina di De Laurentiis. Ah, ok, no, pensavo sua. Anche, sì. Una Vittoria le abbiamo dato un buon augurio. Ok, qui invece oggi si fa doppietta, ma questo l'ha stampato adesso live. Ah, ok, no, perché altrimenti ci doveva dare dei numeri se lo avesse fatto nel prepartita. Ora non è fuori gioco perché lui aveva in realtà già segnato, però poi appunto fu annullato per offside, quindi insomma è tornato anche lui. Qui abbiamo ancora messaggi. Conte, amo su di te, quindi gira ancora il cartellone. Come funziona? Sono come cartelloni pubblicitari o sono finiti? Ok, va bene così. Siamo i veri tifosi, non manchiamo mai, ci veniamo sempre con il freddo. Col freddo, la pioggia. La pioggia, i veri tifosi siamo noi e i ragazzi delle curve che non mancano mai. Perché stasera c'erano molti spazi vuoti ed è un peccato vedere lo stadio così. Cioè noi siamo una squadra vincente. Siamo lì sopra. Ci dobbiamo riprendere quello che ci appartiene, la testa della classifica. Oggi siamo in testa di nuovo. La squadra... Stasera sono state gettate le basi per ritornare lassù a stretto giro. Sì. Adesso la squadra ha giocato, soprattutto il primo tempo, il secondo tempo l'abbiamo un po' mollato. Però la tattica oggi è funzionata. Tecnica e tattica è funzionata oggi. Sì, ha funzionato, sì, abbiamo ritrovato. Pure il primo tempo abbiamo visto pure un bel gioco. Noi siamo il Napoli, siamo tutti. E per questioni tecniche, e per questioni tattiche, stasera la marmellata del pallone! Siamo tutti con te. Auguri. Grazie mille. Un augurio a Don Ferdinando, grazie. Grazie mille. Arrivo subito da te, voglio dare la parola al signore qui perché viene da Bergamo, quindi insomma club Bergamo Azzurra e insomma un po' di soddisfazione vi toglierete da domani. Non un po', tante soddisfazioni. Una settimana veramente. Mi sa che avete le scarpe piene di sassolini da tirarci fuori. È tutta settimana che la passeremo a fare gli sfottò agli atalantini. Sì. Perché guarda, ci stavano massacrando ultimamente, ma mo gliele ritorneremo tutte. Sto senza voce. Infatti però, la nota la differenza. Vabbè, però niente, siamo soddisfatti, veramente. Ce ne andiamo a Bergamo domani, soddisfatti. Questa vittoria qua ci dà la possibilità di andare a Roma e noi ci saremo, noi di Bergamo Azzurra, ci saremo anche a Roma, da Bergamo a Roma. Questo ci dà la possibilità di andare a Roma con un'altra testa e far capire che noi siamo forti. Noi dobbiamo solo scendere in mezzo al campo e dobbiamo giocare come sappiamo. Questa convinzione di questa vittoria qui oggi ci fa andare a Roma proprio con quella consapevolezza che siamo più forti dalla Roma e quindi dovremmo andare lì a vincere anche a Roma. Anche perché vincere lì significa che potresti anche riprenderti la vetta. Esatto. Lì dobbiamo vedere veramente cosa vogliamo fare di questo campionato. Questo è solo l'inizio, adesso vediamo, piano piano. La squadra è stata forte veramente, in un primo tempo spettacolare, ha giocato benissimo, mi sono piaciuti i tuoi inserimenti, Lang e Neres fantastici, hanno giocato benissimo. L'unica cosa, ti dico la verità proprio, ma non perché voglio criticare, Højlund deve essere un attimino un po' più partecipe, deve comunque tenere più palla, si deve far vedere di più, ma non perché lo critico, ci mancherebbe. Perché ha le qualità per poterlo fare. Ha le qualità che può deve essere più presente. Poi il Napoli oggi per me, il Napoli da 8 in pagella, quindi tutti quanti, quindi non ci sono problemi. Promossi tutti. Domani cosa dirà ai suoi amici di Bergamo? Diciamo domani sera, lunedì mattina sicuramente, assolutamente l'apoteosi degli sfottò. Bellissima partita, sapevamo che comunque il Napoli avrebbe dato una risposta seria, anche mister Conte, a me sono piaciuti tantissimo, è normale, nel secondo tempo si è sofferto un po', però ricordiamo bene che questi qua sono venuti dalle nazionali, hanno fatto minutaggio, anche Højlund purtroppo ha fatto tanti minuti nella sua partita, però non gli si può dire niente. Volevo raccontare un aneddoto. Allora, normalmente il presidente non fa pronostici, no? Eravamo in stanza e abbiamo deciso di giocarci 5 euro a testa, l'abbiamo coinvolto sul 3-1 del Napoli. Aspetta. Qui si devono offrire birre allora adesso. Aspetta, c'è il retroscena.
perché praticamente adesso nelle scommesse ti offrono a un certo punto anche il cash out, no? Ok. Allora, siccome quando ha segnato Scamacca, dopo 5 minuti c'era l'altro Nando di Bergamo Azzurra che vedeva, io ho detto facciamo così, quando ci offrono 100 euro avremmo vinto 300 euro finali, prendiamoli, perché sinceramente io vivere altri 30 minuti sperando che il Napoli non deve segnare per vincere la scommessa, io non ce la faccio. Ho detto prendiamoci 100 euro, tanto l'abbiamo vinti, poi dopo anche se finisce 3-1 io sono contento lo stesso, e infatti siamo contenti perché la tasca è un po' più piena, ma il Napoli soprattutto è più ricco di punti in classifica, quindi siamo pagati la cena. Ecco, Dai, rientriamo con tanta gioia a Bergamo. Gioia, tasche un po' più piene, tanti sfottò nella tasca, quindi insomma va bene così. Ci rivediamo a Roma allora. Comunque ci rivediamo, certo. Comunque Bergamo è sempre più azzurra adesso. Sempre più azzurra. Ottimo, non nerazzurra ma azzurra. Loro dicono nero-blu. Nero-blu. Loro dicono nera-blu perché nerazzurro si confonde con l'Inter, con l'Interista. Invece Bergamo è sempre più azzurra. Ottimo, buon rientro, grazie mille, ciao. Allora, il tuo commento invece su Napoli-Atalanta, questa partita, e soprattutto gli spunti che sono arrivati un po' da tutte le zone del campo e tutti i momenti della partita. Un primo tempo solido all'altezza del Napoli campione d'Italia, un secondo un po' meno, però lo posso capire che martedì giochiamo col Karabag e ci giochiamo quasi una partita da dentro fuori, che sappiamo che la squadra che verrà dall'Azerbaijan comunque non ha molta solidità e ha creato già molti fastidi alle squadre con cui ha giocato in Europa, quindi sarà una partita molto difficile anche martedì. Quindi sono molto contento per la prestazione, per i 3 punti e soprattutto perché hanno trovato il gol Lang e Neres, che sono dei giocatori che potranno essere fondamentali quest'anno. Soprattutto no a Lang, dopo tutto quello che si era detto su di lui, addirittura c'erano giornalisti che lo dicevano via già da gennaio, ma io penso che debba rimanere qui e debba crescere con Antonio Conte, che saprà sicuramente come allenarlo e come farlo crescere al meglio. È vero. Diciamo che quello di cui si è detto finora di Lang, si continua un pochino a dire di Lucca, no? Pure dopo quanto visto stasera, subentrato, insomma, alcune piccole sbavature. Secondo te questo ragazzo invece ha bisogno di più tempo, viene da una dimensione differente, forse paga anche questo sicuramente. Che idea ti sei fatto su questo ragazzo? Ma io penso che Lucca abbia bisogno di sbloccarsi mentalmente, perché pensavo l'anno scorso come McTominay si sia subito ambientato, come Lukaku anche, che molti lo dicevano sovrappeso, in una condizione fisica allettante, invece è stato sin da subito determinante. Quindi Lucca deve entrare sicuramente nella mentalità e negli schemi di Antonio Conte, e poi deve metterci anche del suo, perché non lo vedo mentalmente pronto a questo punto della stagione. Però certo che non va criticato, e tutti quei tifosi che oggi sono rimasti a casa, questa vittoria è per voi, che il Napoli si ama sempre al di là del risultato, che un Napoli campione d'Italia che gioca in casa con l'Atalanta non è possibile che non si raggiunga il sold out al Maradona. È una cosa scandalosa, quindi questo è per tutti quelli che sono rimasti a casa, che credevano che il Napoli non fosse all'altezza della partita. Giusto, quindi arriva anche il messaggio finale a chi invece ci ha creduto di meno. Grazie mille, grazie come al solito. Qui si apre il sipario perché inizia lo show. Buonasera, ecco, ti vedo, in genere già sei abbastanza pieno, pronto a... Contro chi ne hai stasera? Facci sentire. Allora, al primo posto ci sono tutti i tifosi napoletani che stasera non sono venuti al Maradona. Non è stato fatto il sold out, come diceva il tifoso di prima. Secondo me è una vergogna proprio assoluta. Fa capire però che oggi, si fa fare una riflessione. Oggi a Napoli ci sono i tifosi, vedi che come quelli di prima, che si giocano le bollette, mettono comunque l'io prima del noi, come dice il nostro mister. Stasera secondo me col Karabag probabilmente verranno i tifosi del Napoli, quelli veri, quelli che sostengono la squadra anche nei momenti difficili. Stasera era un momento difficilissimo, stasera forse
era un crocevia del campionato. Possiamo anche togliere il forse, mi sa. Mi sa di sì, no, perché magari mi dicono sempre che sono esagerato. Stavolta ci sta. Era un crocevia del campionato e la squadra ha fatto una partita da campioni d'Italia. Stasera forse anche più dell'Inter, mi sento di dire che abbiamo fatto una partita da campioni d'Italia, una partita da non sottovalutare, con un Atalanta che comunque è forte, sono anni che in Europa comanda, fa un bel gioco, ci sono giocatori belli forti. Io l'Atalanta la rispetto molto come squadra tecnicamente, non come tifoseria, attenzione, diciamo sempre un po' di i motivi sono anche piuttosto ovvi, no? Però mi sento molto lontano dalla cultura bergamasca e quindi niente, stasera io mi porto a casa, insomma, un grande Napoli, un Napoli che ha risposto a tutte le critiche. Io un'altra cosa che vorrei dire, poi magari sono prolisso, però tutti quelli che hanno goduto queste 2 settimane del Nord, Corriere dello Sport, Gazzetta, cioè chiunque, anche il piccolo youtuber, veramente da Roma in su, ci hanno buttato secondo me un po' troppa merda addosso, perdonatemi il termine, un po' troppa merda addosso e ci hanno speculato. Io però prendo atto, lo dico sempre ai miei amici, prendo atto che c'è una così tanta attenzione sul Napoli che veramente diamo fastidio, come dice il mister, e quindi noi andiamo avanti con un uomo che, come noi tutti quelli che siamo qua in mezzo, siamo stati 2 settimane male, ogni volta che perde il Napoli stiamo male, perché comunque è una delle nostre ragioni di vita. Il mister, io sono sicuro, nonostante sia ex juventino e tanti di Napoli abbiano fatto gli scienziati, sta più male nuia. Cioè quell'uomo, nonostante abbia un passato juventino, un passato nemico rispetto alla cultura napoletana, poi giusto, non giusto, non entro nel merito, giusto, però cioè, quello è stato male, quello si è dovuto prendere 3-4 giorni di ferie, come noi faremmo al lavoro se siamo male. Secondo me sta più male di noi, allora meglio avere uno come Antonio Conte rispetto a chissà chi. Andiamo avanti con Conte e proviamo a vincere questo campionato. Ok, grazie mille, grazie. Provare a vincere questo campionato è possibile, ovviamente parliamo dei campioni d'Italia. Ovviamente parliamo di una classifica che sta lì, parliamo di un campionato ancora tutto da disputare, quindi ovviamente la risposta è anche abbastanza scontata da una parte, però ti dico, alla luce di tutto quello che è accaduto a Bologna, un po' di problemi, anche infortuni, ci credi e quanto ci credi? Sì, allora innanzitutto, vabbè, ovviamente per gli infortuni siamo stati anche sfortunati, nel senso che poi oggi Rachmani ha avuto i fastidi, un po' anche Højlund, un po' soprattutto le sostituzioni, perché poi soprattutto Di Lorenzo che non ha un degno sostituto per la destra, perché comunque poi sulla sinistra poi anche Ivairo Olivera, Spinazzola, diciamo che un po' c'è qualcosa sotto che potrebbe essere un po', qualcuno parla di allenamenti di Conte, un po' stanchezza, un po' le nazionali che poi ci hanno portato via anche Anghissà, e quindi dobbiamo continuare così su questa dritta e vedere di mantenere quelle posizioni di alta classifica. Non si parla di scudetto perché secondo me è ancora lunga, perché comunque insomma Conte è un uomo che sa lottare per lo scudetto, l'abbiamo notato già per il primo con lui, però insomma dobbiamo andare così e non montarci mai la testa, soprattutto con le sfide con le grandi, che Juve, la Roma, poi in Coppa Italia col Cagliari, mantenere anche almeno un trofeo con Conte come la Coppa Italia o quantomeno provare il campionato. Bene, perdonami se mentre parlavi guardavo il cellulare, però in realtà stavo guardando un messaggio di Aurelio De Laurentiis che ha twittato, quindi un messaggio d'appoggio, no? Di complimenti alla squadra. Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra, bravi calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni, quindi insomma complimenti anche da Aurelio De Laurentiis, lo mostriamo anche qui, esatto, un tweet di De Laurentiis subito dopo la partita che conferma anche quanta sia forte l'attenzione di De Laurentiis sulla squadra in
generale quanto abbia contribuito un po' dalle retrovie, un po' in primissima linea in questi giorni un pochino di tensione. Antonio Conte credi abbia risolto tutti i problemi che si erano creati o ci prendiamo un altro paio di partite per la controprova? No, Conte ha risolto i problemi perché, come abbiamo detto, ha fatto faccia a faccia con la squadra con tutte le notizie. Vabbè, Conte si è ripreso la squadra, come ha detto il presidente. Allora, oggi ha giocato bene, ha messo tattiche in modo giusto. E, dobbiamo continuare così e il mister non deve mai mollare. Perfetto, grazie mille, buon rientro, grazie. La tua idea di questo Napoli, di questo risultato e di quello che è accaduto, qual è invece? Possiamo metterci una pietra sopra con questo risultato o serviranno ancora un po' di ore, un po' di giorni per risolvere un po' di strascichi, spazzare via un po' di strascichi dopo Bologna-Napoli? No, vabbè, con il Bologna il primo tempo abbiamo giocato alla pari, poi il secondo tempo spenti, stand by. Mentre oggi è stata una grandissima prestazione, poi il secondo tempo siamo calati, ma anche perché il rientro dalle nazionali, per esempio anche gente come Oliveira, anche se non ha giocato, è tornato meno di 48 ore fa dall'impegno con la sua nazionale con l'Uruguay. E poi sono state 2 settimane in cui, come ha detto prima il signore, in cui ci hanno, diciamo, buttato fango. Distrattato, esatto, diciamo sì. così. Invece soprattutto la stampa del nord, invece di pensare alle squadre loro, il derby, la Juve che va male, vabbè. Comunque l'importante è che abbiamo fatto una grandissima prestazione e poi con il Karabag bisogna vincere assolutamente per fare almeno i playoff, cercare di arrivare nella zona alta per fare il ritorno almeno in casa. È vero, quanto più in alto possibile, grazie mille, grazie. La sua idea invece per questo Napoli stasera, quello che abbiamo visto in campo? Avevo predetto che gli esterni stasera erano fondamentali, soprattutto Davide Neres, che io giudico uno dei migliori calciatori della rosa del Napoli. Se vuole giocare a calcio non ce n'è per nessuno, mi sono contentissimo per Noah Lang, ottimo primo tempo quadrato, abbiamo chiuso le incursioni di Lookman, di De Ketelaere con i 3 in difesa, ottima l'idea tattica di Antonio Conte, ottimo l'atteggiamento dei ragazzi, anche se secondo tempo sapresti offrire, anche se ho visto un grandissimo Scamacca, secondo me è un giocatore di livello, ma il Napoli fondamentalmente ha strameritato questa vittoria e soprattutto andiamo sull'onda della positività dopo tutto questo. Vabbè che si è ingigantito un po' tutto in queste 2 settimane, perché a Bologna non è che avevamo fatto proprio malissimo il primo tempo, ci è mancato un po' di coraggio, un po' di sconforto, però comunque stasera ci siamo ripresi alla fine. Quel coraggio, quella fantasia, quella leggerezza che cercavamo un po' tutti, anche giornalisti, tifosi, e lo stesso Conte, secondo me quella settimana è stato a casa, ha capito che bisognava un attimino modificare qualcosa e devo dire la verità, mi ha sorpreso in positivo stasera, perché il Napoli, ho visto un gran bel Napoli, non perfetto, però piano piano ci avviamo ad arrivare al nostro massimo, perché io penso che Neres, Lang, Politano un po' devono insieme fare quei 15 gol annuali da esterni che ci serviranno per ambire a grandissimi trionfi, soprattutto al campionato. Poi la Champions League è una vetrina stupenda, molto importante economicamente parlando. Andiamo avanti con positività e sono contentissimo stasera. Con rinnovata fiducia adesso dopo... Con rinnovatissima fiducia sicuramente. E poi ho visto un ottimo Beuquema, un giocatore, ha fatto un intervento a 10 minuti alla fine, in scivolata, si è alzato, ha incoraggiato se stesso e gli altri, ha intentato incoraggiare Lucca. Sono importanti segnali anche l'entrata di Marzocchi. Vero. Questo cosa vuol dire? I ragazzi si sono un attimino accentrati, hanno parlato e secondo me hanno fatto un'unione di intenti, cioè ritorniamo a quel gruppo dell'anno scorso facendo girare un po' tutta la... Secondo me è stato una specie un messaggio per tutti. Se vedi un intervento di Lucca che difende palla e la scarica, non mi ricordo, per esempio che Elmas fa un ottimo movimento, nonostante Lucca si vede che è un giocatore in difficoltà.
Beckham vicino e lo incoraggia, lo porta, lo sale su, dice bravo, comunque contiamo così. Sono segnali positivi, piccole cose che fanno bene allo spogliatoio. È vero, sono quei piccoli ma importanti, anche potenti per certi aspetti, messaggi. Se vuoi aggiungere qualcosa, vieni come... Solo una piccola critica ai tifosi presenti allo stadio oggi e anche nelle altre partite. Io ricordo vecchie partite che come toccavano palla agli avversari venivano fischiati e travolti dai fischi. Ho visto una scena a inizio secondo tempo, entrano le squadre in campo, prima l'Atalanta che si avvicina sotto la curva B, nessuno fischia, nessuno dice niente, poi entrano i nostri ragazzi in campo sul 3-0, nemmeno un applauso, un coro di incoraggiamento, a parte le due curve che come al solito fanno il loro lavoro al 100% e dando il massimo. Gli altri settori possono anche evitare di venire se risparmiassero questi soldi. Messaggio forte e chiaro, forte e chiaro. Grazie mille.